35esima edizione del Trofeo Fiaschi Cavaliere Alfredo, sesto Memorial Lando Fiaschi, 13esimo Memorial Massimo Bellandi ed ottavo Memorial Guido Palombo. Gentili telespettatori, le immagini per quella che è una classica del ciclismo riservata alla categoria Juniores, immagini che vi giungono da Vergaio di Prato, sobborgo alla periferia della cittadina toscana. Intanto vediamo già il neo campione toscano della categoria, vale a dire Brogi, che veste i colori e la maglia del team Franco Ballerini, una delle tante formazioni al via quest'oggi, una formazione toscana quindi che schiera Lorenzo Brogi, il nuovo campione toscano, ma c'è al via anche il vice campione italiano Simone Bevilacqua della Work Service Brenta. Simone Bevilacqua che qui praticamente lo scorso anno andò a cogliere il successo, quindi per lui la possibilità e la voglia di ripetersi in quella che fu sicuramente una delle vittorie più importanti per quanto riguarda il 2014 dell'atleta diretto in ammiraglia da Ilario Contessa. Siamo alla firma del foglio di partenza, quindi le operazioni preliminari che come sempre si svolgono di fronte alla Casa del Popolo di Vergaio, con il pubblico che è sempre quello delle grandi occasioni e che applaudirà questi ragazzi sul percorso di gara. Un percorso che come sempre vivrà sulla salita della Rocca. Intanto abbiamo visto proprio la Work Service Brenta con Ilario Contesso, direttore sportivo di questa formazione, che ha organizzato pochi giorni fa il campionato italiano per quanto riguarda proprio la categoria juniores ad Abano Terme, formazione che quest'oggi schiera al via il vincitore uscente Simone Bevilacqua, uno degli atleti più attesi quest'oggi, così come sono molto attesi gli atleti del team Stabia, quelli della Fosco Bessi, ma anche le altre formazioni toscane come la Polisportiva Monsummanese e il team Unicash. Intanto vediamo proprio adesso la prima uscita in maglia di campione regionale toscano Lorenzo Brogi del team Franco Ballerini, formazione diretta da Andrea Bardelli e da Davide Lenzi. Abbiamo visto anche un'altra formazione attesa quest'oggi. Insomma, sono davvero tante le squadre che possono far bene. Ci stiamo portando verso il via ufficioso in cui viene consegnata una targa al neocampione regionale toscano Lorenzo Brogi, e poi il momento di abbassare la bandiera del via, questa volta in maniera ufficiosa. Poi ci fermeremo, ma questa è una tradizione per il Trofeo Fiaschi, ci fermeremo a ricordare coloro a cui è dedicata questa corsa, e davvero non è una frase retorica, non è un discorso così leggero, ma davvero questa corsa vive nel ricordo di cavaliere Alfredo Fiaschi, ma vive anche nel ricordo più vivo e più recente di Lando Fiaschi, che negli anni ha portato avanti questa manifestazione e l'ha resa una delle manifestazioni più importanti a livello nazionale per la categoria juniores presente. Ma questa è una caratteristica che avviene da tutti gli anni. Il commissario tecnico della nazionale azzurra Rino De Candido, che trarrà probabilmente importanti conclusioni in questa prova in vista del prossimo grande appuntamento per la categoria juniores, vale a dire i campionati europei che si svolgeranno in terra estone. Praticamente si svolgeranno nel secondo fine settimana di agosto, e siamo proprio al momento in cui ricordiamo Lando Fiaschi in questo istante, e poi anche il cavaliere Alfredo. Qui vediamo proprio Lorenzo Brogi del team Franco Ballerini che consegna il mazzo di fiori in ricordo del cavaliere Alfredo Fiaschi, a cui questa corsa è intitolata ormai da 34 edizioni. La partenza che avviene a questo punto in maniera ufficiale, scusate, abbiamo una prima partenza, abbiamo visto una prima partenza ufficiosa e poi adesso la partenza ufficiale, le ultime raccomandazioni anche da parte della direzione di corsa, e a questo punto prendiamo ufficialmente il via. Un percorso che, come vi dicevo, prevede tanti, ben 7 passaggi dalla salita della Rocca, che più di una vera e propria salita è uno strappo che misura 800 metri con pendenze comunque molto importanti che vanno a segnare, che da anni caratterizzano questo
Trofeo Fiaschi Cavaliere Alfredo, un trofeo che si avvale del patrocinio del comune di Prato, della provincia di Prato, della regione toscana e del comune di Montemurlo. Infatti la salita principe di questa manifestazione, la Rocca, è situata proprio sul territorio comunale di Montemurlo e così domina la cittadina di Montemurlo. Noi ci lasciamo sfilare il gruppo dei partecipanti e ritroviamo Adriano Dini che quest'oggi assieme a Sandro Manzi cura il servizio di radioinformazione in corsa. Siamo al primo passaggio proprio dalla salita della Rocca. C'è già una prima azione con alcuni atleti che ci sono avvantaggiati nei confronti del resto del gruppo, un minimo vantaggio per loro, ma subito la corsa che va ad incendiarsi con alcuni atleti che si avvantaggiano nei confronti del gruppo subito all'inizio della prima ascesa della Rocca. Più che una vera e propria salita, dicevamo uno strappo di circa 800 metri che però presenta pendenze importanti. Adesso siamo al chilometro 20, c'è un'azione che caratterizzerà la fase iniziale di corsa, è l'azione che vede al comando un drappello forte di circa 9 unità. Al comando con il dorsale 79 abbiamo Raffaele Di Rosolini della Polisportiva Monsumanese Ubaldo Signori, con lui con il dorsale 17 invece è presente Tommaso Callaioli del team Unicash Cipriani e Gestri, con il dorsale 49 invece troviamo Giuseppe Laterra della Fosco Bessi, con il dorsale numero 85 Lorenzo Bani della Capriolo, formazione che viene dalla provincia di Brescia e più in particolare dalla zona della Franciacorta. Poi con il dorsale 40 invece Cesare Moschettoni della Arcistagno, formazione livornese, con il 48 Emanuele Allori sempre della Fosco Bessi, così come era della Fosco Bessi Terra, con il 77 abruzzese, con il dorsale numero 56 invece Cosimo Bettiol, vincitore quest'anno dell'Internazionale di Solighetto e che milita nel gruppo sportivo Stabia Ciclismo, con il dorsale 53 completa questa fuga sempre per i colori della Fosco Bessi, che è la formazione più rappresentata in testa alla corsa, Tommaso Pifferi. Questi 9 uomini al comando che noi lasciamo adesso per controllare la situazione alle spalle di coloro che stanno guidando la corsa. Vi ricordo che abbiamo percorso i primi 20 km di gara e come vedete con Alessandro Filoni in testa al gruppo sono le maglie del team Franco Ballerini a fare l'andatura in questa fase di gara. Una fase di gara quindi che vede una fuga molto numerosa perché presenta 9 unità al comando, con un vantaggio di un minuto primo nei confronti del gruppo. Un vantaggio quindi certamente non risicato, mentre con la fuga siamo adesso al chilometro 40 di gara, siamo in vista del passaggio sotto lo striscione del traguardo, la fuga che continua a pedalare molto forte e che praticamente ha ancora un vantaggio superiore al minuto prima nei confronti del gruppo. Eccoci al passaggio nella zona del traguardo, le maglie della Polisportiva Monsumanese Ubaldo Signori, 2 giri al termine, ma non ci lasciamo ingannare da questo cartello. Infatti ancora 2 passaggi sotto l'arrivo, ma poi ci sono le classiche 3 tornate a ripetizione con la salita della Rocca che spesso sono risultate decisive. All'inseguimento degli uomini al comando con un minuto di ritardo troviamo il dorsale 76 Matteo Zurlo, eccolo inquadrato, della Pasta Sgambaro. Più indietro con un ritardo, pensate, di un primo e 34, quindi con un ritardo che è decisamente salito nei confronti della testa della corsa, troviamo il gruppo, un gruppo che come vedete non ha un'organizzazione molto organica in questa fase. Infatti il plotone è anticipato da 3 atleti, non ci sono formazioni che si stanno prendendo per il momento l'onere e l'onore di inseguire la testa della corsa, e quindi un gruppo che come vedete procede a scatti, perché una volta raggiunti gli uomini al comando adesso c'è un rallentamento da parte del plotone e quindi si torna a viaggiare d'andatura abbastanza lenta sulla testa del gruppo. E nelle prime posizioni abbiamo visto Matteo Cantini dello Stabia Ciclismo nelle prime posizioni del gruppo, ma noi ritroviamo ancora la fuga e questa volta di chilometri percorsi ne abbiamo alle spalle 48,
Ed il vantaggio che ci segnala Radio Informazione in Corsa, che ancora una volta vi ricordo essere a cura di Sandro Manzi e di Adriano Dini nei confronti del gruppo, è sempre nell'ordine del minuto e mezzo, per l'esattezza 1:25, quando stiamo affrontando ancora l'ascesa verso la rocca di Montemurlo, e questo è un tratto che ci mostra bene le caratteristiche di questa salita. Vedete, una salita breve ma con pendenze molto impegnative, la serie stradale che in questa fase è ancora molto larga, ma poi andrà a restringersi notevolmente, e a fare l'andatura c'è Manuel Allori della Fosco Bessi. Lo vedete in prima posizione sulla sinistra dei vostri teleschermi a fare il ritmo in questo frangente, ed eccoci proprio nel punto in cui la serie stradale si restringe notevolmente, e di strada verso la vetta ne manca ancora un bel po', perché è una salita breve ma con queste pendenze tiene gli atleti impegnati per circa 3 minuti e mezzo. È un po' il tempo che i ragazzi impiegano ad affrontare lo strappo della rocca, quindi una salita che dal punto di vista energetico è sicuramente molto esigente. Certo è che è poi importante riuscire a scollinare nelle prime posizioni. Questo è forse il tratto più impegnativo, quello che stiamo seguendo adesso. Si alza ancora Manuel Allori sui pedali, sta facendo una bella andatura in questa fase. Vedete proprio anche il pubblico è quello delle grandi occasioni al passaggio proprio dalla rocca. Eccoci qua in vista dello scollinamento con gli uomini al comando, gruppo segnalato, vi dicevo, ad 1:25, quindi ancora una situazione molto fluida per quanto riguarda questa fase. Ecco il gruppo anticipato da un atleta, si tratta del dorsale numero 63, vale a dire Cristian Favero della Giorgione Eliseo Group, che è una formazione veneta. Infatti sono formazioni che provengono un po' da tutta Italia, quelle presenti al Trofeo Fiaschi, edizione numero 35, abbiamo ricordato la Work Service 30, il team Franco Ballerini, ma sono presenti anche il team Unicash, la Montepisano, la Ziraf, il Circolo Alcistagno, il team Elite Servici Campedelli, la Fosco Bessi, il gruppo sportivo Stabia Ciclismo, la Giorgione Eliseo, la New Project Team, la Pasta Sgambaro, la Polisportiva Monsulmanese Ubaldo Signori, la Capriolo, la Secom Forno Pioppi, il Velo Club Empoli, la Vini Fantini e la 0K. Queste sono le formazioni al via. Ed in vista del passaggio al suono della campana, che non è altro che il preludio alla gran finale, ai 3 passaggi in ripetizione sulla rocca di Montemurlo, esce il dorsale di gara numero 53. Si tratta di Tommaso Pifferi, faceva parte della fuga che ha caratterizzato questa prima parte di gara, e adesso si trova al comando in solitaria con un leggero margine di vantaggio nei confronti degli ex compagni di fuga, che a questo punto inseguono con circa 20 secondi di ritardo dall'uomo al comando. Vediamo una prima coppia a 20 secondi e poi più indietro. Intanto la coppia a 20 secondi era con il dorsale 49, si tratta di Giuseppe Laterra, con il dorsale 79 invece Raffaele Di Rosolini, poco più indietro gli altri, mentre il gruppo è segnalato ad 1:15, una situazione che quindi è ancora molto favorevole agli uomini al comando. Infatti il gruppo in questa fase non riesce a guadagnare nei confronti della corsa, quindi ancora tutto a vantaggio di coloro che hanno avuto la voglia, la forza, ma anche il coraggio di tentare l'allungo nelle prime fasi di gara. Praticamente se ne sono andati dopo appena 15 km di corsa, e adesso iniziano a rappresentare un vero e proprio pericolo per il gruppo, che deve trovare le energie, ma più che altro deve trovare l'accordo per cercare di chiudere nei confronti della testa della corsa. Vediamo anche le maglie del team Franco Ballerini, con il dorsale 9 Alessandro Filoni, inquadrato dalla nostra telecamera, che in questa fase prova lui stesso ad evadere dal gruppo. Ci vorrebbe un inseguimento più organico in questa fase. Scusate, il numero 9 Gokai, non certo Filoni, lo abbiamo riconosciuto dalla sagoma. Siamo ancora in salita verso la rocca, è il quarto passaggio da questa ascesa, e vedete che la situazione è stiamo adesso risalendo verso la testa della corsa. Questo è un atleta della Capriolo che sta pedalando in questa fase in salita verso la rocca. Per lui
un vantaggio. Si trova adesso sulla testa della corsa questo atleta che vedete adesso al comando. Si tratta di Lorenzo Bani della Capriolo, che quindi è riuscito a guidare adesso la corsa. Poi una prima coppia inseguitrice poco più indietro, e vediamo anche il gruppetto degli ex uomini al comando. Insomma, una situazione che sorride ancora una volta a coloro che si trovano in testa, anche perché l'avanguardia del gruppo, intanto questi sono 3 atleti segnalati a un minuto primo. Si tratta del numero 9, quindi Gokai, che era uscito, l'avevamo visto in precedenza, del numero 21 Matteo Sensi del team Unicash, del numero 52 vale a dire Luigi Pietrini della Fosco Bessi, mentre Gokai ovviamente veste la maglia della Franco Ballerini. Questi 3 atleti quindi sono usciti dal gruppo e adesso inseguono ad un minuto primo dal leader Lorenzo Bani, mentre, pensate un po', le avanguardie del gruppo sono segnalate a 2 minuti dalla testa della corsa, quindi diventa a questo punto sempre più difficile per il Plotone chiudere nei confronti di coloro che guidano il 35esimo edizione del trofeo Fiaschi Cavaliere Alfredo, 6º Memorial Lando Fiaschi, 13esimo Memorial Massimo Bellandi, 8º Memorial Guido Palombo. Diventa quindi sempre più difficile per Simone Bevilacqua riconfermarsi nell'Albo d'Oro. Abbiamo un percorso 71 km e torniamo ancora in testa. Vediamo l'atleta caratterizzato dal dorsale di gara numero 52 che si è riportato al comando. Adesso è praticamente solo al comando, pensate, Pifferi, ma praticamente il vantaggio è minimo nei confronti di questa fuga che si è praticamente avuto l'innessi di 3 atleti, Pifferi, Gokai e con loro l'atleta che veste il dorsale numero 21, vale a dire Matteo Sensi, quindi si è notevolmente rinfoltito il drappello. A 28 secondi c'è questo terzetto, un terzetto davvero molto interessante. Con il dorsale 15 troviamo Mattia Bevilacqua, no scusate, non è questo il terzetto con Bevilacqua, assolutamente. Vediamo con il dorsale 59 abbiamo visto Tommaso Fiaschi, atleta molto atteso quest'oggi. Questo invece è una prima avanguardia del gruppo, e il gruppo quello con Bevilacqua, che è il vincitore dell'edizione scorsa, eccolo qua, praticamente accusa un ritardo, pensate sempre di un primo e 50, quindi una situazione ancora del tutto favorevole agli uomini al comando, anche perché sono arrivate energie fresche, sono usciti uomini importanti come Tommaso Fiaschi, che è stato il miglior toscano ai campionati italiani di Abano Terme, quindi diventa a questo punto sempre più difficile per il gruppo degli uomini che insegue, quindi il gruppo, possiamo chiamarlo gruppo Bevilacqua, inquadrato adesso con il dorsale di gara numero 1, vincitore dell'edizione numero 34 del trofeo Fiaschi Cavaliere Alfredo nel 2014. Diventa sempre più difficile per questi uomini riuscire a chiudere nei confronti della testa della corsa. Adesso siamo al chilometro di gara 93, si è formato un terzetto al comando. Con il 49 troviamo sulla testa Giuseppe Laterra, con il dorsale 79 troviamo invece al comando Raffaele Di Rosolini, invece con il dorsale numero 56 e Cosimo Bettiolla. Questo è il terzetto degli uomini al comando. All'inseguimento a 15 secondi abbiamo un altro terzetto, si tratta del dorsale di gara numero 21, vale a dire Matteo Sensi del team Unicash, eccolo inquadrato. Con il dorsale numero 52 invece è Luigi Pifferi, con il dorsale, sempre fa parte di questo terzetto, dorsale 48, Manuel Allori. Questi i più immediati inseguitori del terzetto al comando accusano un ritardo di 15 secondi. Più indietro invece un drappello più numeroso, con il dorsale di gara numero 61, vale a dire Davide Masi. Il dorsale di gara numero 59 si tratta invece di Tommaso Fiaschi. Il dorsale di gara numero 110 invece è appannaggio di Antonio Di Maiolo. Il dorsale di gara numero 53 invece per Tommaso Pifferi, con il 54 Francesco Romano. Con il dorsale numero 15 fa parte anche di questo gruppo Bevilacqua, quindi si sono molto rimescolate le carte. Scusate, con il dorsale 15
fa parte Bevilacqua, ma è Mattia Bevilacqua del team Unicash, non certo Simone Bevilacqua, che avevamo visto in precedenza nel grosso del gruppo, ma si cambiano ancora, vanno ancora a cambiarsi le cose, perché siamo nell'ultima ascesa della Rocca e come vedete si sono ricompattati gli uomini al comando e adesso in testa c'è la sagoma della Stabia, c'è una maglia della Stabia. Vedete, ci sembra quella di Fiaschi, andremo poi adesso a vedere di chi si tratta e sembra decisamente l'alfiere della Stabia Ciclismo. Siamo adesso in questo tratto molto impegnativo, guardate come viene affrontata molto in maniera con un ritmo ben diverso rispetto a quello che veniva fatto nelle prime tornate. La Rocca di Montemurlo, la fatica inizia a farsi sentire, siamo nel finale di questa 35esima edizione del Trofeo Fiaschi Cavaliere Alfredo. Siamo allo scollinamento con quindi una maglia della Foscobessi e con Fiaschi. La maglia della Foscobessi, andiamo a vedere di chi si tratta, abbiamo con il dorsale... Andiamo a vedere chi sono adesso gli uomini al comando. Dorsale 49 si tratta di La Terra, con il dorsale invece 79 è presente, molto bravo quest'oggi Raffaele Di Rosolini, e poi è presente Fiaschi. Siamo adesso nel tratto in discesa, questo è il tornante. Attenzione alla caduta adesso di Tommaso Fiaschi, bravissimo La Terra che riesce ad evitare la scivolata, una brutta scivolata per Fiaschi, insistono gli altri, insiste specialmente Giuseppe Pir La Terra che adesso ha qualche metro di vantaggio nei confronti di Rosolini, ma attenzione perché dietro sono comunque molto vicini. Siamo alla termine della discesa, stiamo per entrare nel centro abitato di Montemurlo con i due uomini al comando, La Terra e Di Rosolini. Ricordiamo che è appena caduto Tommaso Fiaschi che si trovava in testa alla corsa con questi due atleti, adesso si voltano i due uomini al comando nel tentativo anche di cercare un accordo per raggiungere il traguardo di Vergaio, traguardo che vale la 35esima edizione del Trofeo Fiaschi Cavaliere Alfredo, una classica del ciclismo riservata alla categoria juniores. Tratto questo nel centro abitato di Montemurlo con ancora due uomini al comando. Davvero peccato per Fiaschi che è scivolato, vedremo se sarà in grado di ricucire lo strappo nei confronti della testa della corsa. Maglie simili dal punto di vista cromatico per questi due atleti. Attenzione perché dietro sta rientrando, attenzione Fiaschi, brillantissimo l'atleta del gruppo sportivo Stabia che riesce a ricucire, praticamente imminente per lui l'aggancio nei confronti degli uomini al comando, ma attenzione perché dietro sono molto vicini adesso anche gli altri. Ecco Fiaschi, attenzione, quindi quello non era Fiaschi, era Bettiol, era Cosimo Bettiol, il vincitore di Solighetto, sempre la maglia del gruppo sportivo Stabia, ma era Cosimo Bettiol, fratello d'arte, il fratello di Alberto Bettiol, che è rientrato sulla testa della corsa, ma anche Fiaschi, lo vediamo bene da queste immagini, sta per chiudere, quindi si potrebbe a breve formare un quartetto al comando con ben due maglie del gruppo sportivo Stabia. Questo tutto a vantaggio della tattica del direttore sportivo Tiziano Antonini, che quindi può contare ancora una volta su una formazione molto prestante all'inseguimento del quartetto che si sta ricomponendo al comando. Vediamo questa coppia con le maglie della Foscobessi, eccoli qua inquadrati, si tratta del dorsale numero 52, vale a dire Pietrini, del dorsale 48 Manuel Allori. Anche loro sono vicini, sono ad appena 15 secondi dalla testa della corsa. Poi abbiamo il dorsale 21 che insegue a 30 secondi, si tratta di Matteo Sensi. Poco più indietro invece abbiamo anche il dorsale numero 76, vale a dire Matteo Zurlo. E poi questa coppia che invece è composta dai dorsali 15 e 61, vale a dire Mattia Bevilacqua, la maglia del team Unicash, e con il dorsale invece 61 la maglia del gruppo sportivo Stabia, Davide Masi. Quindi siamo nelle battute conclusive,
una situazione ancora molto fluida, vedeva 4 uomini al comando quando abbiamo lasciato la testa della corsa e a 5 km dalla conclusione si è formato un sestetto sulla testa della gara. Sono gli uomini del gruppo sportivo Stabia, Tommaso Fiaschi e Cosimo Bettiol, quelli della Foscobessi invece Manuel Allori, Giuseppe Pier Laterra e Luigi Petrini, e l'atleta della Polisportiva Monsumanese Raffaele Di Rosolini. Questi i 6 uomini al comando, questi gli atleti che verosimilmente andranno a giocarsi il trofeo Fiaschi Cavaliere Alfredo, 35esima edizione, 6º Memorial Lando Fiaschi, 13esimo Memorial Massimo Bellandi, 8º Memorial Guido Palombo. 2 km dalla termine non cambia la situazione. Pensate che ci sono 3 formazioni rappresentate, 3 gli atleti della Foscobessi, 2 per la Stabia, 1 per la Polisportiva Monsumanese. Non dovrebbe mancare l'accordo, proprio perché sono poche le formazioni rappresentate nei 6 uomini al comando. Fa per il momento da padrone dal punto di vista numerico la Foscobessi, con 3 atleti su 6 sulla testa della corsa, quindi verosimilmente favorevole al pronostico per la formazione fiorentina, ma ovviamente il traguardo è ancora lontano e stiamo per entrare nel centro abitato di Vergaio. Sono 2 gli atleti del gruppo sportivo Stabia, Tommaso Fiaschi e Cosimo Bettiol, siamo all'ultimo chilometro. Situazione quindi ancora molto fluida, sono le maglie della Foscobessi adesso a fare l'andatura, a tenere alto il ritmo. Vedete come la formazione della Foscobessi stia tentando di organizzare un treno. Non fatevi trarre d'inganno dalla maglia di Rosolini, che è molto simile a quella della Foscobessi, quella della Polisportiva Monsumanese. È l'atleta che possiamo vedere contraddistinto dal casco arancione in questa fase, l'atleta che si trova in penultima posizione. E quindi stiamo a questo punto entrando nel centro abitato di Vergaio, verosimilmente assisteremo ad una volata a 6, andremo quindi a seguire queste ultime battute. Siamo ormai in vista della svolta a sinistra che segnala l'inizio nell'ingresso del rettilineo finale del trofeo Fiaschi Cavaliere Alfredo, 6º Memorial Lando Fiaschi, 13esimo Memorial Massimo Bellandi, 8º Memorial Guido Palombo. Eccoci nel rettilineo finale, eccoci nella fase conclusiva di corsa con i 6 uomini al comando ai 300 metri finali che vanno a giocarsi la vittoria. Partita lunghissima, la volata di Tommaso Fiaschi, dietro c'è il suo compagno di squadra Cosimo Bettiol, ma è Tommaso Fiaschi che coglie il successo davanti al compagno di squadra Bettiol. Terzo è Manuel Allori, quarto Raffaele Di Rosolini della Polisportiva Monsumanese Ubaldo Signori. Che bello rivedere queste maglie sulla testa della corsa, mentre abbiamo in quinta posizione Giuseppe Laterra, sesto è Pietrini, settimo conclude adesso Matteo Sensi del team Unicash, ottavo, eccolo adesso all'arrivo di fronte alla nostra telecamera, Matteo Zurlo della Pasta Sgambaro. Attendiamo l'arrivo anche degli altri atleti. Ecco in nona posizione l'arrivo di Davide Masi che precede Mattia Bevilacqua del team Unicash, una volata davvero millimetrica per la nona e la decima posizione, e poi altri atleti che concludono nelle posizioni di rincalzo di questa classifica. Quindi la vittoria, la doppietta del gruppo sportivo Stabia con il successo di Tommaso Fiaschi davanti a Cosimo Bettiol, la terza posizione di Manuel Allori che lascia un po' di amaro in bocca alla Foscobessi, che era presente con 3 atleti su 6 nell'azione decisiva. C'è da dire ottima gestione di corsa della formazione fiorentina, forse è mancato nel finale, sono mancate le gambe. Certo è che Tommaso Fiaschi è un atleta di tutto rispetto, un atleta di valore internazionale che coglie un altro successo, lui che quest'anno è abbonato ai secondi posti. Davvero bello vederlo tornare a braccia alzate. Conclude adesso anche Simone Bevilacqua, il vincitore della passata edizione. Noi siamo con il podio con le 2 maglie del gruppo sportivo Stabia, Tommaso Fiaschi e Cosimo Bettiol in prima e seconda posizione, mentre in terza piazza Manuel Allori della Foscobessi a concludere questa bella giornata di sport nel 35esimo trofeo Fiaschi Cavaliere Alfredo.
Grande sport, grande vittoria di Tommaso Fiaschi del gruppo sportivo Stabia Ciclismo. Brillantissimo vincitore del 35esimo trofeo Cavaliere Alfredo Fiaschi, omonimia, non è tuo parente, non sei mai stato tuo parente, però diciamo che ti ha portato fortuna. Sì, ci tenevo, sapevo che era il mio anonimo, quindi la voglia di vincere era doppia. Sapevo che non era facile perché c'erano clienti molto ostici come Bevilacqua, Simone, che arrivava secondo al campionato italiano domenica, quindi era difficile interpretare la corsa. Sono riuscito a venire via in salita e poi ho provato a fare la differenza, non c'è stato niente da fare. Sono caduto, la sfortuna mi è arrivata contro e mi ha messo alle strette, ho provato a reagire e ce l'ho fatta. Comunque ecco, diciamo che in questi casi la fortuna, a volte la sfortuna dà più carica, fa venire rabbia e per vincere come ti è capitato oggi. Sì, sicuramente, magari se fossi caduto un po' prima sarebbe stato meglio perché ho avuto molta paura in quel momento, era appena 10 km dall'arrivo e quindi in quei casi bisogna esserci per capire che paura si prova. Comunque senti qui sul traguardo tutti ti pronosticavano perché dicevano tutti che sei più veloce, ora sei sempre primo nelle graduatorie di rendimento toscane di quest'anno, 4 vittorie, tanti piazzamenti, il campionato italiano capitolo chiuso, ma che traguardi restano da qui d'ora in avanti, a qui a fine stagione? Sì, vabbè, finora ho fatto una bella stagione, all'italiano sono arrivato nono, da qui in avanti si proverà a vincere sempre queste corse di spessore perché sono queste le gare a cui punto, quelle internazionali e nazionali e poi proveremo ad andare all'europeo. Cosimo Bettiol, secondo classificato oggi qui al 35esimo trofeo Luigi Fiaschi, trofeo Alfredo Fiaschi ecco una bella gara, però arrivare secondo dietro un compagno di squadra a volte è bello e brutto, dici molto francamente. Ma sinceramente è bello perché noi bisogna sempre pensare alla squadra e la squadra è la cosa più importante, poi i risultati, un primo, un secondo e un terzo comunque sono sempre posizioni che non rifiutiamo mai. Ecco. Senti, tu oggi come sei rientrato? Ecco, gli ultimi chilometri sono stati abbastanza frenetici, cioè ci sono stati gruppetti che sono frazionati, poi rientri, cadute e così via, un po' gli ultimi chilometri, i tuoi ultimi chilometri, ci puoi raccontare? Sì, in cima all'ultimo strappo della Rocca, in discesa mio compagno cade, davanti ci sono gli altri di Rosolini e Allori, la Rocca però riesco a recuperarli, diciamo, a tirare il meno possibile per favorire il rientro del mio compagno e poi diciamo che da lì la gara è stata molto più facile. Ecco. Manuel Allori, non ti vediamo tanto contento, però insomma tutto sommato salire sul podio una gara importante come questa è sempre una bella soddisfazione. Contentissimo non lo sono, però essendo primo anno sono contento, dai, perché è stata una corsa molto dura, la quale tenevo anche a questa corsa, mi accontento di questo terzo posto e non c'è stato davvero verso di battere. È troppo forte questo tandem dello Stabia. Stabia è molto forte, specialmente Fiaschi e Bettiol, due corridori davvero forti. Siamo con Adriano Benigni che è un po' il motore, diciamo, di questa gara, questa bellissima gara, il trofeo Cavaliere Alfredo Fiaschi che quest'anno ha festeggiato nel migliore dei modi la 35esima edizione. Tanti partenti e poi neanche a farla apposta i latini direbbero nomen omen, chi ha vinto Fiaschi ha vinto il Fiaschi. Sì, è stata anche questa una cosa carina tutto sommato perché per la famiglia Fiaschi, ma insomma al di là di questo noi siamo soddisfatti per come è andata la manifestazione perché è andato tutto bene, c'è stata una bella partecipazione, è stata una gara anche agonisticamente combattuta, una gara viva, bella fino in fondo e è finita nel migliore dei modi. Noi siamo soddisfatti e pertanto insomma, credo e anche la soddisfazione sia per gli sportivi pratesi che hanno vissuto in una serata calda, devo dire, ma una bella giornata di sport. Comunque con tutta la moria di gare che c'è, non solo in questa zona ma anche in zone limitrofe tipo provincia di Pistoia, è una bella soddisfazione per una gara nazionale importante che continua ad andare avanti senza diciamo, troppi patemi d'anni. Ma io credo che questo lo si debba un po' a tutti, prima di tutto alla famiglia Fiaschi che su questa gara si impegna in maniera particolare, Marcello in particolar modo. Naturalmente ringraziamo anche le istituzioni che ci sono molto vicine, le istituzioni, le forze dell'ordine. Noi abbiamo
devo dire, un sostegno e molte volte va al di là, il sostegno morale molte volte è più importante a volte del sostegno economico, ci vuole anche quello, però ecco, credo che questa sia una bella spinta per poter andare avanti e dopo la 35esima edizione che si è conclusa lavoreremo da subito per la 36esima. Siamo con Maria Bruni, vicepresidente del Comitato Regionale Toscano della Federciclismo, per commentare questa bella gara pratese, una gara pratese che è una classica, che continua a essere organizzata, e prima commentavamo con Benigni, appunto uno dei cuori di questa manifestazione, che riesce a sopravvivere, ad andare avanti, mentre purtroppo altre gare toscane hanno grosse difficoltà. Però ci possiamo consolare con questa bella 35esima edizione del trofeo Alfredo Fiaschi? Sì, non solo ci consoliamo, ma siamo orgogliosi, 35 anni ininterrotti, quindi un'ottima organizzazione sempre fatta molto ad hoc, con dei vincitori, tanto di cappello anche a Tommaso Fiaschi, insomma una manifestazione molto riuscita. Ne è arrivati 20 soli, forse il troppo caldo li ha stremati, proprio il primo caldo, il troppo caldo li ha stremati. Comunque devo fare applauso anche a Marcello Fiaschi, che ci mette veramente tanta passione e riesce sempre a trovare delle risorse per riuscire a fare una gara internazionale come questa, che ha un ottimo livello e per noi è proprio un fiore all'occhiello per il Comitato Regionale Toscano. Siamo con Rino De Candido, CT Azzurro, che segue queste gare juniores e spesso lo vediamo in Toscana. In Toscana c'è ancora fortunatamente qualche bella classica, nonostante, parlavamo con la vicepresidente regionale del Federciclismo Bruni, nonostante con la crisi economica che attanaglia un pochino tutti. Ma certamente, oggi il trofeo Fiaschi ne è stato l'esempio, sotto l'aspetto organizzativo, sotto l'aspetto di pubblico. Abbiamo visto sulla Rocca c'era un'infinità di gente, ma anche su tutto il percorso abbiamo visto. Poi l'organizzazione è sicuramente stata eccezionale, questo bisogna fare sicuramente un applauso a chi ha organizzato il Fiaschi. E poi sotto l'aspetto tecnico è stata veramente una gara, perché hanno cominciato ad attaccare dall'inizio fino alla fine, poi abbiamo visto che la vittoria di Fiaschi è stato un coronamento di una bella impresa, perché ha fatto veramente la differenza sugli altri, e questo sicuramente ne va anche a discapito della manifestazione, che è sicuramente una delle migliori a livello nazionale. Ecco, ma in chiave azzurra qualche nome che possiamo fare, vedere, perlomeno dire che se continua così hanno buone chance, si può sbilanciare? Ma Fiaschi ha già fatto con me la corsa della pace, probabilmente rientrerà in qualche altra gara tappe, fa parte di una rosa ampia per gli europei mondiali. Adesso dobbiamo capire un po' alla fine qual è il gruppo che andrò a scegliere, ma diciamo che è sulla strada buona. When everybody's stealing by dawn of a new day, dawn of a new day.